Prendi fuoco! Oh, Qua sì, prendi sì. fuoco in un attimo con tutto questo acrilico. mio Dio. Cos'è? Cos'è? Chi sei? Cos'è questa roba? Questo è un riferimento culturale. Sono il re Massimo X Denario della dinastia dei Modiano. Un soggetto più volte ritratto nelle opere del famoso pittore Guglielmo Sette e Mezzi. Ho scelto questo personaggio perché è stato un reazionario al tempo. Sì, e non ha mai fatto mistero della sua bisessualità. Ma dai! Sì, era un re folle bisessuale. Ma dai, E davvero? infatti molti lo chiamavano la matta. Oh sì, sì, oh mio Dio. La matta è un capolavoro, È stato un precursore e un inventore. Infatti è stato il primo che ha usato un lasso di bastoni col sette bello. No, Lauro! Ed è stato una bandiera della libertà sessuale. Per questo l'ho scelto come protagonista della mia opera artistica, il cui messaggio vuol dire che nel grande gioco delle carte della vita una cosa resta sempre più importante delle altre. E qual è? Scopa! No! Lauro! No, ehi! Lauro, io te la rimetto, smettila, ma questo qua è 10 di denari. Ci sono cascato di nuovo, oh sì sì, ci sono cascato di nuovo, oh mio Dio, penso sia un gioco, oh Ok, ok, fermi. prendere fuoco, oh mio Vuoi prendere fuoco oppure ti vuoi cambiare? C'hai un altro No, mi cambio anche perché Sì. da allora sono venuto in pigiama, aspetta Come sei venuto in pigiama? In che senso? Ah, beh, certo! Questo è il pigiamino proprio. Bentornato Achille Lauro, ragazzi. Artista eclettico, sempre alle prese con nuove Che guardi, sperimentazioni. oh, malandrino, Occhio. mi guarda. A cosa stai lavorando? A cosa ti stai dedicando ora? Mi sto dedicando molto ad un raccolto. e- Perché hai l'orto? No, un raccolto. Capito? Raccolto, la zappa, poi si semina, poi si raccoglie. No, Pomodori. no, io dico un raccolto, un colleziono. Cioè tipo che metti insieme cose tipo i figurini, le soldatine. Una i raccolta femmina. Il raccolto è quello che invece fanno i contadini, scusa. Mandella è uguale. No, Mandela. Ancora queste distinzioni. Maschio, femmina è uguale. È la stessa cosa. Sono due metà della stessa mela, capito? Sicuro. Complementari. Noi dobbiamo essere complementari, non lo so. Tu bianco, io nero. Tu salato, io dolce. Tu concreto, io astratto. Tu parola, io fatto. Lo vedo. Che c'è? Lo vedo. Ti sta bene? No. Vuoi essere tu fatto? Mi passa una telefonata. No, lasciamolo Oh là. sì. Torniamo a mio parlare del tuo progetto, che è meglio, Lauro. Qual è? Sì, ho messo insieme dopo tanti anni tanti pezzi per questo colleziono, li ho raccolti da tutti i viaggi che ho fatto. E quindi cos'è che collezioni, scusa? Cappelle, Oh, Lauro! cappelle da marinaio, cappelle da cuoco, cappelle da cowboy. Cappelli, maschile, cappelli. È uguale. E no, in questo caso no, cioè stiamo parlando di copricapi, no? Ci sono cascato di nuovo. Oh sì, ci sono cascato di nuovo. Oh mio Dio, anzi sia un gioco. Oh sì, vedermi Che succede? Eccoci. Dai. Ci siamo. L'uomo e la donna, il sole e la luna, la bella e la bestia. Siamo come un compleanno alle elementari, complementari, come colla sui fianchi, collaterali, come sommozzatori in fila, subordinati. Il cosmo e l'universo, la terra e la luna, la via lattea e il pan di stelle. Siamo radicati alle nostre radici, ma corriamo verso la libertà. Siamo dei radicali liberi, sotto l'occhio vigile di entità supreme, il Padre Celeste, la Madre Terra, il Grande Fratello, i valori della famiglia, sacra, i sapori della salsiccia, sacra. Ricorda, arriva sempre alla meta, ma goditi la strada, viaggia, potente come l'acqua,
veloce come il vento. Tua, a partire da 190 euro al mese, anticipo zero. TAN 395, TAG 505. Prenota il tuo test drive. Ma bravo cosa, ragazzi, ma anche voi, cos'è questo? È lo spot di una macchina. Ci sono cascato di nuovo.